Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria potrebbe provocare una nuova ondata di immigrazione nei Balcani. Il romeno è la lingua ufficiale della Moldavia, ma l'opposizione filorussa protesta in piazza. La Bulgaria da anni è in una perenne crisi politica, ma la funzionalità dello Stato e dell'economia sembrano non risentirne. L'antica Eleusi, ora Elefsina, la città natale di Eschilo, quest'anno è una delle 3 capitali europee della cultura. La vita del celebre compositore Józef Mysliveček, conosciuto come il Boemo, è riproposta in un film del regista Petr Václav. Il naufragio di Cutro e le tragedie nel canale di Sicilia hanno riproposto alle nostre coscienze la questione dell'immigrazione in Europa via mare, spingendo un po' in ombra quanto succede sulla cosiddetta rotta balcanica. L'Europa sembra avere già cancellato il ricordo del terribile terremoto che ha devastato grandi regioni in Turchia e Siria, con 50.000 morti e milioni di sfollati. Dramma nel dramma, tra i senza tetto in Turchia, moltissimi sono i profughi dalla Siria. La Germania e i paesi del sud-est dell'Europa temono che questa primavera, quando le condizioni climatiche lo consentiranno, si possa ripetere una migrazione di milioni di persone come nel 2014, quando una massa di disperati si mise in marcia per raggiungere l'Europa centrale. Questa drammatica situazione umanitaria può trasformarsi veramente in un affare ingestibile dall'Unione Europea. Lo abbiamo gestito con i turchi quando abbiamo potuto. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, abbiamo pagato degli assegni, ma ho la sensazione che tutto questo ora assolutamente non basti più. E infatti stiamo mostrando la corda su questa vicenda. La possibilità che si ripeta il grande esodo del 2014 dipende da quanto l'Europa potrà aiutare la Turchia nella ricostruzione delle zone terremotate. L'Unione Europea deve comunque rispettare le convenzioni internazionali sul diritto d'asilo. I paesi europei, come tutti i paesi, sono vincolati dalle norme del diritto internazionale che tutelano le persone in fuga da situazioni di grave pericolo per la loro vita e per le violazioni dei diritti umani. La Convenzione di Ginevra assicura protezione internazionale e gli Stati che hanno ratificato questa Convenzione sono obbligati a rispettarne gli obblighi. Queste norme come dovrebbero essere implementate? Secondo i meccanismi previsti dal diritto dell'Unione Europea, che ormai ha un corpus normativo molto complesso in materia di protezione internazionale e che dà delle linee guida agli Stati che poi gli Stati devono adeguare. Grecia e Bulgaria hanno innalzato barriere lungo il confine con la Turchia. La Grecia sta costruendo un muro alto 5 metri lungo 70 chilometri. Martina Napolitano, che ha curato la raccolta di saggi Capire la rotta balcanica, indica i limiti di questa strategia. Di rotta balcanica si parla ormai da quasi 10 anni, sicuramente è venuta alle cronache soprattutto nel 2015 e si è parlato da lì ad oggi sempre di questa crisi, no, della rotta migratoria, ma anche le parole sono molto importanti, no, quando parliamo di fenomeni che interessano poi delle persone, che si portano dietro dei trascorsi e che poi un giorno diventeranno anche dei nostri portati psicologici nelle nostre società. E quindi parlare di crisi quando il fenomeno è qualcosa di così lungo e complesso è molto riduttivo. L'Unione Europea non ha definito una politica unitaria. Il problema della guerra in Ucraina sta dividendo le posizioni europee, che se ne dica, che possono essere molto unite nella NATO e perfino coese sugli armamenti, ma su altri problemi l'Europa continua a rimanere, a mio parere, assolutamente divisa tra fazioni e tra Stati. In Turchia in maggio ci saranno le elezioni presidenziali. Il servizio segreto tedesco, il BND, ha segnalato che nella campagna elettorale ci sono interferenze di hacker russi e mediorientali. A questi si sarebbero aggiunti anche gruppi che si trovano in Occidente. Tutti starebbero fomentando l'assio dei turchi nei confronti dei profughi siriani. L'obiettivo sarebbe quello di scatenare una guerra tra poveri per provocare un esodo verso la Germania.
In Ucraina si continua a combattere, le truppe di invasione russa premono su tutti i fronti, la guerra sta destabilizzando anche altri stati che fino al 1991 facevano parte dell'Unione Sovietica. Drammatica è la situazione in Moldavia, paese dove si trova anche la regione filorussa e secessionista della Transnistria. Qui sono stanziati 2.200 paracadutisti russi. La presidente Maia Sandu ha accusato il Cremlino di aver organizzato un golpe sventato poi dai servizi di sicurezza. L'opposizione filorussa, guidata in piazza dalla deputata Marina Tauber, ha organizzato grandi manifestazioni contro la politica economica del governo, il caro vita e la crisi energetica. Le reti di distribuzione dell'elettricità e del gas moldave sono collegate con i sistemi ucraini bombardati dai russi e per questo i blackout sono frequenti. A dare slancio alle proteste anche la decisione presa dal Parlamento di dichiarare il rumeno lingua ufficiale della Moldavia. È stata una decisione attesa da tempo che segue una precedente decisione della Corte Costituzionale del 2013 che indicava la necessità di tornare all'omonimo lingua romena al posto di lingua moldava. Il moldavo ed il romeno, dal punto di vista linguistico, sono la stessa lingua? Il moldavo è una parlata, diciamo, una sorta di dialetto della lingua romena, ma la lingua che si usa nelle università, nelle scuole e negli organi di stampa in Moldavia è il romeno. In Parlamento la discussione è stata aspra. Nel paese ci sono molte minoranze nazionali, ad esempio gli ucraini ma anche i gagauzzi, comunità turcofona che però parteggia per la Russia. La legge riconosce a queste comunità il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con lo Stato. La decisione di definire il romeno lingua ufficiale della Moldavia, che conseguenze potrebbe comportare? Per i russi è stato un affronto perché loro da sempre puntano alla lingua moldava come questione fondamentale per l'esistenza, per giustificare l'esistenza appunto di un paese come la Repubblica di Moldavia. È giusto dire Moldova o Moldavia? In italiano si dice Moldavia, Moldova è in romeno. Noi non usiamo i toponimi romeni, usiamo quelli italiani, quindi diremo Moldavia. La Moldavia ha circa 3,5 milioni di abitanti, di questi più di 2 milioni hanno la doppia o addirittura la tripla cittadinanza. Il secondo passaporto più gettonato tra i moldavi è quello romeno, moltissimi hanno mantenuto anche quello russo. Si stima che dall'indipendenza nel 1991 sono emigrate dal paese circa 1,5 milioni di persone. Tutto questo tempo senza un governo è un bel problema per i pensionati come me. L'inflazione galoppa, crescono i prezzi del pane e del latte e non c'è nessuno che ci aiuti. Sono tornata a vivere in Bulgaria da un paio d'anni, prima vivevo all'estero. Speravo che fosse possibile costruire una vita nel mio paese, ma la politica qui ha fallito. La politica è molto tempo ormai che non la seguo, non mi interessa più. 3 anni, 4 elezioni e un solo governo politico durato poco più di 6 mesi è il poco invidiabile primato della Bulgaria che il prossimo 2 aprile torna alle urne per la quinta volta dal 2021. In una fase storica in cui Sofia ha dovuto affrontare la crisi pandemica, il forte innalzamento del costo della vita e una guerra, quella in Ucraina, scoppiata a pochi chilometri dai propri confini, a guidare il paese sono stati quasi solo governi ad interim, senza maggioranze parlamentari, nominati provvisoriamente dal capo dello Stato, constatata l'impasse del Parlamento. Una crisi, quella della politica bulgara, che ha radici profonde, spiega il politologo Javor Siderov. La maggioranza degli elettori in Bulgaria non si sente rappresentata, manca un partito chiaramente di sinistra, così come mancano sindacati efficaci.
Quindi tutta quella parte di popolazione che vive del proprio lavoro non si sente per nulla rappresentata. Quello che una volta era il Partito Socialista Bulgaro oggi ha preso una forte connotazione nazionalista e populista, e a destra c'è un insieme di partiti che si contendono quello stesso segmento elettorale nazionalista. C'è una grande povertà di idee politiche in Bulgaria e questo si traduce in una sostanziale mancanza di scelta per gli elettori. L'incapacità dei partiti di mettere da parte le differenze nell'interesse superiore del paese ha suscitato una forte disillusione nei confronti dei meccanismi del voto democratico. Basti dire che alle ultime elezioni politiche lo scorso ottobre si è recato alle urne solo il 39% degli elettori. Penso che il maggior pericolo per una democrazia parlamentare sia la progressiva divaricazione fra la politica e la vita quotidiana dei cittadini. Anche senza governi eletti, in Bulgaria c'è stata negli ultimi anni una certa crescita economica. L'export cresce, le persone tirano avanti la loro vita in maniera sempre più avulsa dalla politica e si chiedono perché dovrai perdere tempo a votare, soprattutto dopo la delusione di aver visto 4 elezioni in 3 anni e nessun risultato. Ma questo non va bene per il processo democratico perché apre la porta ad un uomo forte al comando. Una tentazione che affonda nell'inconscio di molti bulgari. C'è una certa voglia di tornare ad un periodo della propria vita e della storia del nostro paese che alcuni percepiscono come più rassicurante, riconoscibile e familiare, e mi riferisco al periodo in cui c'era un regime autoritario come quello comunista. Penso che l'innamoramento della gente per forme di velato autoritarismo, di decisionismo, sia espressione di una nostalgia inconscia per un passato idealizzato, quando le cose, è il pensiero di molti, funzionavano meglio di oggi. Direi quindi che ci sono anche cause psicologiche per questa crisi politica che stiamo attraversando. Per uscire dalla palude una ricetta sicura non c'è, ma per Siderov occorre che i partiti tornino a intestarsi in maniera chiara e netta le istanze di segmenti differenti della società, rilegittimando così il sistema democratico agli occhi dei cittadini. Dopo le elezioni spero che si formi una coalizione stabile, anche con un compromesso tra le parti. Non ci vedrei nulla di male, purché dalle urne nasca un governo. Lei è ottimista? Beh, la speranza è l'ultima a morire. Venga, come può prima, alla città che lo brama. Queste parole affidava Eschilo a Clitemnestra nella sua tragedia Agamennone. L'eco di quei versi oggi simbolicamente risuona come un invito a visitare il suo paese natale. L'antica Eleusi, per i greci ora Elefsina, là dove nacquero il sacro e il tragico compenetrati nel mistero. 30.000 abitanti a una ventina di chilometri da Atene è una delle 3 capitali europee della cultura 2023. Eleusi è una città che si distingue per tante ragioni, ma 2 sono le colonne su cui si regge la sua unicità, la sua inconfondibile storia che oggi rivive nel sito archeologico. È stata una delle 5 città sacre della Grecia antica, patria del primo tragediografo. Ma dal primo Novecento ha vissuto tutta un'altra storia, quella industriale di cui resta traccia negli edifici e nelle fabbriche sopravvissuti al processo di rapida deindustrializzazione. Lo sguardo che scende dalle ciminiere alle colonne, le epoche che mischiano le loro tracce nel fluire inesorabile della storia. Eleusi è passato che, scavalcando il presente, vuole farsi futuro. Il programma si chiama Mysteries of Transition e richiama i misteri eleusini nella trasformazione dei tempi. E così noi vogliamo trasformare Eleusi in una destinazione universale. 3 sono gli assi lungo i quali ci muoviamo: società, ambiente e lavoro. 130 progetti, 436 eventi da vivere nell'arco dell'anno, all'ombra del Telesterion, dove morte e rinascita svelavano il proprio segreto agli iniziati, artisti e spettatori si ritrovano novelli pellegrini per condividere i riti dei misteri. Sono stata invitata e commissionata dal Capitale Europeo della Cultura Eleusi 2023 per curare e dirigere un progetto
particolare, un esperimento tra archeologia e performing arts per creare dentro il sito di Elefsina un'esperienza che possa dare la possibilità ai visitatori di entrare, di accedere al sito archeologico attraverso gli strumenti del teatro. L'arte e la storia, sulle tracce di Demetra che inseguiva sua figlia Persefone per riportarla alla luce dall'Ade, dando vita al ciclo delle stagioni, e con lo spettro di Temistocle e Serse che si danno battaglia nelle acque di Salamina lì di fronte. Il mito e il racconto che sbiadiscono tra le ceneri del recente passato industriale. Come capitale europea della cultura abbiamo la possibilità di costruire e lasciare una eredità sia materiale sia immateriale. Innanzitutto incidiamo sulle strutture, sugli edifici. Qui ci troviamo in un vecchio frantoio che diventa un teatro completamente rinnovato, ma poi ci sono fabbriche e luoghi istituzionali che troveranno nuova vita anche come spazi sociali. E poi c'è un'eredità spirituale che resterà, l'Eschylus Project, la manifestazione artistica permanente Iniziator, un festival di documentari e tanto altro. Quella via sacra che portava gli ateniesi dall'alba al tramonto alla ricerca dell'ignoto c'è ancora, e Eleusi, con indosso le 1000 vesti dei tempi, resta un mistero da scoprire. Perché venire a Eleusi quest'anno? Perché, per dirla con Seneca, il sacro non si rivela una volta per tutte. Eleusi preserva sempre qualcosa per chi la rivisita. E allora non resta che quell'antico invito, formulato con parole nuove. Aspettiamo gli italiani, pervengono nella mia città. Un uomo che rinuncia a ogni sicurezza per inseguire il sogno della musica, che per affermarsi è pronto a tutto, a corteggiare il potere e a gettarsi nei piaceri della carne, attraverso la frequentazione di nobildonne annoiate da cui non ottiene nulla di più che una notte di peccato. È la vita del compositore settecentesco Józef Mysliveček, raccontata dal film Il Boemo del regista ceco Petr Václav, presentato al Trieste Film Festival. Nato a Praga da una famiglia di mugnai, Mysliveček arrivò a Venezia nel 1763 e da lì, muovendosi abilmente nel mondo dell'aristocrazia, si affermò come uno dei principali musicisti dell'epoca. Ma a guidare le sue mosse non era l'ambizione. Io credo che lui aveva veramente un bisogno fondamentale di scrivere la musica, non era solo chi scrive per i soldi, era secondo me un musicista fondamentale, chi scriveva per passione. Da Venezia il compositore ottiene il successo alla corte del re di Napoli, dove scrive opere liriche per la cantante Caterina Gabrielli, e negli anni successivi si muove tra Torino, Bologna e Parma. Per Mozart era un esempio e i due strinsero nel tempo una salda amicizia. Ma il boemo è destinato a pagare il suo successo. A fermarlo è la sifilide, che gli deforma il viso e lo costringe a indossare una maschera. Mysliveček finirà in disgrazia, povero e dimenticato. Aveva questa fama di un uomo immorale, poco cristiano, eccetera, perché c'era questo giudizio morale, no? Su questa malattia, su sifilide. Poi era un forestiere che viaggiava sempre in Italia, da sud a nord, nord al sud, lavorava su tutta la penisola e dunque non aveva molti amici, aveva delle amicizie discontinue, diciamo. Poi non era mai sposato, non aveva la casa, viaggiava sempre con la sua baule e dunque non c'era nessuno per curare la sua memoria. Dall'inizio, per favore. Prima di studiarlo, Petr Václav non sapeva niente del boemo e del mondo dell'opera. Andavo negli archivi per leggere i fonti dunque stampati nel Settecento e a casa leggevo tutti i libri possibili, memorie, corrispondenza e tutto questo. Dunque ho lavorato durante 1 anno e mezzo solo per capire
La vita di Mysliveček, la vita di tutti questi personaggi che sono attorno di lui, è lo spirito del Settecento. Il film è una coproduzione tra Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia, tutto in costume. Un racconto minuzioso, capace di restituire la figura di un uomo che voleva essere libero, ma che non riuscì a rompere le leggi sociali della sua epoca.